Beh sì, perché il presidente Draghi è il papà veneto, se non ricordo male, e la moglie è veneta sia di padre che di madre, e quindi conosce bene Veneto perché lo frequenta. E guardate, noi abbiamo avuto un po' di sfortuna perché il 22 ottobre 2017 abbiamo celebrato il referendum, abbiamo fatto 2.273.000 veneti che sono andati a votare, c'è una roba eccezionale. Siamo stati bravi a dare il segnale e per fortuna siamo andati a fare il referendum. Se fosse stata una delibera di giunta come qualcuno sosteneva, oggi si sarebbero già dimenticati del Veneto. Però hanno sicuramente la preoccupazione di un popolo che ha votato e la forza della nostra trattativa parte dal referendum, questo è poco ma sicuro. Dall'altro in 4 anni, sono passati 4 anni, abbiamo avuto 4 governi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi. Abbiamo avuto 2 anni di Covid, adesso abbiamo anche la guerra, nel frattempo abbiamo lavorato, anche se magari pubblicamente non facevamo dichiarazioni, c'è questa legge quadro che noi abbiamo osservato, nel senso che abbiamo fatto le nostre proposte di modifica. Se verranno accolte, soprattutto sulla parte della norma finanziaria, per noi va bene e quindi si può iniziare il percorso, altrimenti sarà ancora muro contro muro. Però guardate che la Costituzione, perché in questi giorni tutti mi chiedono non vi danno le 23 materie, la Costituzione prevede 23 materie, dopodiché andremo a trattare, capiremo. Stamattina qualcuno si è messo a sorridere e mi ha detto perché io ho fatto una battuta e ho detto non ho mai visto i caponi che si organizzano la festa di Natale. Cioè è ovvio che ti dicono non ti do le 23 materie, cioè l'interesse di una parte dei palazzi romani è dartene 0 di materie, se no avremmo già l'autonomia. Però per noi non è la secessione dei ricchi, non è la mancanza di solidarietà, e io vedo anche alcuna stampa del sud alimenta un odio nei confronti del nord che assolutamente incomprensibile. Cosa che da noi non ci permetteremo, voi non vi permettete mai di fare. Cioè, io vedo testate, vedo titoli su alcuni quotidiani che sono veramente pesanti, è come aizzare le persone contro, sembra che noi chiediamo l'autonomia perché comunque vogliamo, che è una critica che leggo spesso, no? Se si muore di più al sud, in alcune regioni, è per colpa di quelli del nord che hanno avuto di più, adesso vogliono anche l'autonomia. Chiediti, perché guarda che intanto ad oggi l'autonomia non esiste, in un paese con una regione in statuto ordinario devi chiederti perché a casa tua va peggio che in alcune regioni del nord. Probabilmente la risposta te la dai anche velocemente perché è stata gestita male. Sarà mica possibile che ci siano regioni in giro per l'Italia che sono note per esportare ammalati o che hanno fatto scelte di riempirsi di pubblico e quindi di privato e hanno abdicato la cura in luoghi pubblici del cittadino. Cioè ci sono regioni nelle quali è normale andare in una clinica a farsi operare. In Veneto risulta che sia così. In Veneto si va tranquillamente in ospedali che sono degni delle migliori cliniche americane. Questo è quello che sta accadendo. Però noi andiamo avanti con l'autonomia, ci crediamo. Ovviamente anche questo è un dossier aperto che è incastrato tra Covid, che c'è ancora, e Ucraina, che è l'altro grosso guaio che abbiamo, forse il più grosso guaio che io da Presidente ho vissuto assieme al Covid. Bene.